TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella notte del 27 luglio scorso a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno arrestato un cittadino kosovaro di 23 anni, incensurato, domiciliato a Milano per tentato furto in concorso, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato sorpreso insieme ad altri 3 complici all'interno della ditta Pivato SRL di Resana, mentre cercava di rubare i cavi elettrici di rame. All'attivazione dell'allarme, i 4 si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura intercettata poco dopo dai militari. Durante l'inseguimento i complici sono riusciti a fuggire a piedi, mentre il 23enne è stato bloccato dopo una violenta resistenza, nel corso della quale ha cercato di colpire i carabinieri con calci e pugni, fortunatamente senza causare feriti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un taglierino e 2 telefoni cellulari subito sequestrati. Il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo, come previsto dalla normativa per soggetti incensurati. Proseguono le indagini per risalire all'identità dei complici. E nel pomeriggio del 22 luglio, nell'ambito di un servizio di vigilanza lagunare finalizzato a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione acqua e sulla sicurezza della navigazione dei pressi dell'isola di Murano, i militari del nucleo natanti hanno fermato e sottoposto a controllo un'imbarcazione di una ditta che svolge il servizio taxi in laguna. Nella circostanza i carabinieri hanno constatato che l'unità navale non era stata sottoposta nei termini previsti alla visita periodica dell'autorità marittima funzionale al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie per l'attività di navigazione. Accertata l'irregolarità, l'imbarcazione è stata sequestrata ed il comandante, unitamente all'armatore titolare della ditta, sono stati denunciati a piede libero per navigazione senza abilitazione. Cambiamo argomento. Aperti al transito è sottoscritto il verbale di consegna provvisoria ai comuni di Jesolo e Cavallino Treporti di 2 tratti del secondo lotto della ciclovia Venezia-Trieste. Nel dettaglio, i 2 nuovi tratti di ciclovia aperti al transito a Jesolo, dal confine comusile al tratto esistente in via Cristo Re, in affiancamento alla canale Pioveselle a Cavallino nei pressi del Forte Treporti, della lunghezza di circa 6 km per un investimento di circa 2 milioni di euro, rientrano nell'ambito del secondo tronco che collegherà Torre di Mosto a Venezia, attraversando, oltre al comune di Torre di Mosto, i territori di Ceggia, Cesalto, Sannadona di Piave, Musile di Piave, Jesolo e Cavallino Treporti, ha precisato l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, nonché vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti. Ad oggi è possibile arrivare al Ponte della Vittoria a San Donà da Punta Sabbioni a Cavallino passando per Jesolo. E con la giornata di ieri, domenica 27 luglio, si è conclusa la fase sperimentale 2025 del contributo d'accesso alla città antica di Venezia, avviata lo scorso 18 aprile e applicata in un totale di 54 giornate, dalle ore 8:30 alle 16, distribuite tra aprile, maggio, giugno e luglio. Alla data odierna il sistema ha emesso oltre 720.000 voucher di visitatori giornalieri a pagamento, per un incasso complessivo di circa 5.400.000 euro. Nel 2024, anno della prima sperimentazione, nei 29 giorni di applicazione si registrarono 485.000 paganti e circa 2.400.000 euro di entrate. L'edizione 2025 ha visto quasi il doppio delle giornate attive, con l'estensione anche ai venerdì e l'introduzione di un sistema tariffario aggiornato. 5 euro per chi prenotava entro il quartultimo giorno antecedente alla visita, 10 euro per chi lo faceva nei 3 giorni precedenti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.